Buongiorno a tutti su Media Web TV Europe per lo speciale dedicato ai comuni della Sardegna. Siamo nella grande miniera di Serbariu a Carbonia, attiva dal 1937 fino al 1964. Ha rappresentato una delle risorse energetiche più importanti in Italia. Il recente recupero delle strutture minerarie ha reso possibile la realizzazione di un percorso museale e didattico che ha le tappe principali nella lampisteria, nella sala Argani e nella galleria sotterranea. Nella visita del museo è possibile ammirare la lampisteria, sede dell'esposizione permanente sulla storia del carbone, della miniera e della città di Carbonia. Accoglie una preziosa collezione di lampade da miniera, attrezzi da lavoro, strumenti, oggetti di uso quotidiano, filmati d'epoca e video interviste ai minatori. La sala Argani da cui si manovra la discesa e la risalita delle gabbie nei pozzi per il trasporto dei minatori e delle berline vuote o cariche di carbone. La galleria sotterranea che mostra l'evoluzione delle tecniche di coltivazione utilizzate a Serbariu dalla fine degli anni 30 fino alla cessazione dell'attività, in ambienti fedelmente riallestiti con attrezzi dell'epoca e grandi macchinari ancora oggi in uso in miniere carbonifere attive.